Bene, eccoci insieme anche oggi. Ci sono persone che, invitate per un motivo, dopo una chiacchierata, insomma, aprono altri orizzonti. È il caso di Francesco Pagiaro, Cesco El Paio, il giullare dei Colli Euganei. Insomma, il motivo della sua presenza nasce da questo disco, Canzoni ruspanti. Lui è un artista ruspante, così insomma, in qualche maniera ama anche definirsi. Ma prima c'era stato anche questo, Spiritual Giullari, e poi insomma abbiamo scoperto che c'è Io e l'ultimo re dei monti, che invece è un libro, La forza dell'amore, un altro libro scritto dal nostro ospite. Insomma, protagonista doveva essere questa, la fisarmonica con cui si accompagna. Poi chiacchierando veramente si aprono altre porte. Grazie. E partirei dalle piante, perché abbiamo scoperto che lei è uno studioso, un amante degli alberi e delle piante. Esatto. Io provengo nel mondo della falegnameria di mio padre, che naturalmente ai tempi dalle piante coglievano una scientifica per costruire determinati mobili, del castagno alle buti, dal gesso, le sedie venete. Diciamo che ogni legno aveva una proprietà specifica per determinati lavori. Ma oggigiorno si è scoperto, dopo anni diciamo, di convivenza con le piante, che la pianta ha una sua spiritualità, ha una sua energia, perché è una creatura che vive un tempo e poi non c'è più. E come in questo tempo lei con noi interagisce con il suo spirito, che spesso diciamo, nessuno avverte questo tipo di situazione, però è una realtà. E che è stato dimostrato che popoli che vive, per esempio come la Svizzera, che vive quasi tutto l'arredamento svizzero è di abete, l'abete essendo una conifera che nasce in gruppo, tipo le pineti di montagna, è il popolo più unito, cioè tiene unito l'idea di vedersi spesso, di stare uniti. L'abete? L'abete, sì. Difatti nelle vecchie fattorie patriarcali, tutti i pavimenti dei granari, delle stanze, erano tutti quanti in abete. E di solito in queste famiglie mirava tutto a rimanere in casa, era un'offesa molto sentita per gli anziani che un figlio si sposava e usciva di casa. Teneva proprio di stare assieme, nonni, nipotini e pronipoti, insomma, era il mondo che viveva in questa maniera. Oggi praticamente non esiste più. Però da ultimi anni qui, insomma, anche i scienziati a livello mondiale hanno scoperto che le piante hanno un'energia e come creature non sono insignificanti. Ognuna interagisce con uno spirito diverso, non so, la voglia di rinnovarsi, la voglia di invitare amici, tendenzialmente, oppure affrontare determinati aspetti tipo, non so, problemi anche di ordine, non so, giudiziario, magari uno soffre un po' di timidezza, di impatto, però aiuta a questi aspetti. E altre caratteristiche delle piante che lei conosce? Bah, le caratteristiche, cioè, diciamo, ognuna ha una sua caratteristica, per esempio la quercia è quella della forza del carattere della persona, dice sei una vecchia quercia, no? Come un detto che si dice. E è perché la quercia è l'unica pianta che non è facile abbattere, nessun uragano è facile abbatterla, perché ha le radici che va giù in verticale. Andando in verticale praticamente ha una resistenza di tenuta superiore a tutte le altre. Poi per esempio, non so, può essere la pianta, anche il melo, al di là della frutta, ha una sua interazione. L'interazione del melo è quella di tenersi l'aspetto pulito, ordinato, cioè come l'arice, per esempio, il rinnovamento, si cambia la macchina perché ormai non è più di moda, insomma, porta delle idee di cambiamento. E questo è scientifico perché io ho avuto occasione di presenziare in questi incontri con questi scienziati. E lei da questo... Questo diciamo è la parte, diciamo... Sì, questa è la parte filosofica. Esattamente, però io essendo nato nell'ambiente dei colli, sempre da bambino ho nutrito un certo sentimento della paesaggistica, tipo tutto quello che scrivo dei monti, insomma, le mie canzoni che parla delle castagne, le ciliegie, l'uva, ecco.
oppure come Re dei Monti, dice basta, vado a vivere sul monte con la capra, voglio isolarmi per non avere tutti questi problemi di vita che mi perseguita, e lì praticamente alcuni, è un detto, no? Dice voglio isolarmi fuori dal mondo, ecco, dove ho scritto un brano che si chiama il titolo adesso non mi Prego. il titolo di quest'ultimo brano, sì, I Re dei Monti, ecco, I Re dei Monti, come fatto anche il libro. E questo brano praticamente parla proprio di questo, ecco, di uscire dal mondo, isolarsi per non avere più la persecuzione di tutti i giorni. Diciamo che le mie canzoni, questa qui, questo spiritual giullare, rievoca un po' le nostre tradizioni, cioè le castagne, le ciliegie, l'uva, però io alla fine metto sempre qualche brano anche un po' filosofico, tipo vivere soli. Oggi la società vive di tutto e di più, però un contatto... Lei ama la solitudine. Ecco, poi il contatto così umano diventa difficoltoso. Oggi come descriverebbe i colleugani? Come li vede? Ma oggi i coniugani per me diciamo, è ancora un patrimonio che andrebbe molto più rigorosamente tutelato, perché io che vivo lì, diciamo, all'interno dei colli sento un frastuono di motociclette, di rumori che praticamente è quasi impossibile a convivere. Immagino gli uccellini che fanno i nidi, per esempio. Difatti dove c'è le strade che passa queste moto rumorose non esiste un'anima viva di uccelli, proprio perché è impossibile, insomma. E questo è un aspetto. Poi è cambiata la gente dei colleugani? Bah, diciamo che i colleugani in sé, diciamo gli autoctoni, così come si suol dire, ce ne sono ancora qualche famiglia tipo Teolo, Castelnuovo, Rovolon, così, però va indebolindosi la storia, perché tutti quanti mira al lavoro comodo, cioè fare ogni sera la salita dei monti non è tanto facile. E negli anni 70 si è sviluppato più un interesse come seconda casa, difatti. Ecco, ma c'è ancora una comunità, secondo lei, che ben rappresenta lo spirito dei colleugani? Un paese, una località? Ma diciamo che oggi che rappresenta, cioè un po' tutti se vogliamo, un po' tutti, però bisogna risalire alle vecchie figure, cioè gente che ha superato i 50-60 anni, insomma, per sentire ancora quello spirito montano. No, ma è più che altro se c'era un posto. Beh, un posto specifico no, ma diciamo che da noi, io sono nato a Teolo, già quando andavo a scuola da Teolo a Castelnuovo c'era già una specie, diciamo, di classismo, come dire tu sei più fuori di me, io sono più evoluto. Tanto è vero che certe terminologie dialettali loro lo pronunciavano diversamente, a distanza di 3 chilometri. Per esempio in dialetto, uno che aveva una scoriazione aveva praticamente cosiddetta, in dialetto veneto dicevano la brosetta, la brosa, loro dicevano broda, a 3 chilometri di distanza dicevano no, hai le brode, ecco, da brose a brode, per cui già si cambiava questo tipo di linguaggio. E specie volte andava tendenzialmente a snobbare chi veniva da quel posto, però tutto sommato erano molto autoctoni, molto veri, insomma, persone molto determinate, molto anche, diciamo, i famosi galantuomini, se vogliamo dire. Ecco, si usa spesso un termine dotto che è genius loci, cioè il genio del luogo. Secondo lei c'è un genio dei colleugani? Ma un genio, diciamo, come... Lo spirito dei colleugani? Ma diciamo che lo spirito dei colleugani, così una volta com'era, era che quando un amico, una famiglia, perché erano tutti isolani, cioè le case non erano come adesso che c'è un quartiere, certo, così, sicché da una casa all'altra poteva passare anche qualche 700-800 metri, vale a dire, insomma, uno deve camminare per arrivare nella famiglia. Però, tant'è vero che il grande problema era quando c'era di caso di avere un'esigenza impellente, un medico,
era una guerra avere un medico di notte a trovare un paziente, e magari anche con la neve. Però questa gente, quando si riunivano in paese, erano festosi, erano gai, cioè manifestavano una gioia di vedere altre persone. Nello stesso tempo, quando uno andava a trovare queste persone, uno poteva essere ospite, c'era sempre quel detto: ah, bello qui fuori dai piedi, come dire, bello questa casa così isolata, lontano da tutti. Questo termine fuori dai piedi, cioè vuol dire insomma che non è un facile passaggio per tante persone. Comunque la vita, diciamo, che era lo spirito del montanaro, oggi si è ridotta al 30%, 25%. E lei cerca ancora di recuperarla attraverso la fisarmonica? Beh, diciamo che con la fisarmonica io da bambino, già questo, quando si faceva le famose nozze familiari, io praticamente con il mio utile, con il mio guadagno, mia madre pagava il lativendolo, perché di solito i matrimoni erano di sabato, la domenica io dormivo e lei veniva pianino a prendere diciamo, l'obulo della mia esibizione per andare a pagare il lativendolo, che a domenica mattina riscuoteva i soldi della settimana, sicché questa praticamente ha dato questo piacere. Io qua mi fermo e sì. La ringrazio per i suoi ricordi. Ricordo che lei è Francesco Pagiaro, sì. Cesco è il Paio, sì. Il giullare dei Colli Euganei. Ricordo anche questo CD, Canzoni Ruspanti, dove si possono trovare alcune delle cose che sono state dette, così come nel precedente dedicato agli spiritual dei Colli Euganei, e anche in questi libri, La forza dell'amore, Io e l'ultimo re dei monti. Grazie. Prego. E buona giornata. Grazie. Alla prossima.